Ben ritrovati. Oggi per la nostra pratica utilizzeremo una sedia e faremo un po' di allungamento, un po' di stretching. Siamo insieme a muoversi conoscendo, stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano grazie al Comune di Udine Città Sane. Io sono Sara Ferrarese e, come vi dicevo, accomodatevi. Oggi affrontiamo un po' di allungamento muscolare, spesso dimenticato ma indispensabile. Ci sediamo sulla sedia, portiamo il bacino in posizione neutra, non ci appoggiamo con la schiena allo schienale e come vedete ho disteso una gamba avanti. Da qui provo leggermente a inclinarmi e col piede a martello tengo la posizione, inspirando, espirando, posso appoggiare le mani sull'altra gamba, sull'altro ginocchio, inspiro, espiro, mantengo la posizione, scendo, inclino il mio busto quanto riesco a rimanere in una posizione confortevole ma sentendo un po' di lavoro, non male, un po' di lavoro. L'altra gamba, piede a martello, espiro di nuovo, torno a inclinarmi, piede a martello, solo il tallone a terra, punta del piede verso di me. Inspiro, espiro, dentro l'aria col naso, fuori l'aria con la bocca, inspiro, espiro. Siamo in piedi adesso, le mani sullo schienale e proviamo a portare il tallone verso il gluteo. Se ce la faccio, afferro con la mano il piede, altrimenti posso afferrare i pantaloni. Più riesco a avvicinarmi al piede e quindi a portare il tallone verso il gluteo, maggiore sarà il lavoro di allungamento. Mi raccomando, mantenete durante questa posizione le cosce parallele e il bacino in linea, d'accordo? Quindi potete tranquillamente tenere la mano sulla seduta e il piede a terra, tutto l'appoggio della pianta al pavimento, il ginocchio leggermente piegato, bacino e cosce parallele, inspiro col naso e espiro con la bocca. Inspiro col naso e espiro con la bocca. Mantenete la posizione almeno 20 secondi. Poi portate un piede avanti e uno dietro, mantenendo il tallone della gamba dietro a terra. Fletto il ginocchio, spingo il peso avanti, ma il tallone della gamba dietro rimane al pavimento e spinge a terra, senza ruotare il bacino, fletto il busto verso la sedia per aumentare l'allungamento. Qualche respiro e posso scendere un po' più giù. Lo stesso con l'altra gamba, un piede avanti, uno indietro, quasi in linea, tallone della gamba dietro al pavimento. Inspiro, espiro, sguardo avanti, senza ruotare il bacino, mi allungo e più fletto, più aumenta il mio lavoro. Inspiro e espiro con la bocca. Proseguiamo appoggiando la mano allo schienale, piedi larghi. Inspiro, sollevo il braccio e espirando vado a allungarmi verso il lato, la spalla lontano dall'orecchio, sento aumentare lo spazio tra una costa e l'altra, come un ventaglio che si apre al soffitto, anche la testa segue la flessione della nostra colonna. Inspiro, torno, stessa cosa dall'altro lato, comoda, gambe divaricate, inspiro, mi allungo verso la parete laterale, distendo il braccio, espirando, flessione laterale, si chiudono le coste dal lato della flessione, si aprono al soffitto e allungo il braccio e la mia mano cresce il più possibile verso la parete laterale. Inspiro col naso e espiro con la bocca.
Adesso terminiamo con un po' di allungamento della parte alta del collo, quindi sollevo le braccia, uno avvolge la testa, l'altro braccio si scioglie, scivola pesante a lato, spalla lontano dall'orecchio, dolcemente la mano sul lato porta la testa all'orecchio, ma senza unire la spalla. Quindi stessa cosa sull'altro lato. Fuori l'aria, il braccio là è pesante, scivola a terra come se si sciogliesse, la mano invece gentilmente afferra la testa vicino all'orecchio e porta l'orecchio opposto alla spalla. Inspiro col naso e espiro con la bocca. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi ricordo sul portale che spettacolo.info ci ritrovate. Un abbraccio e buona giornata.